Non c'è spazio per i Novax tra le fila dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Un inflessibile Francesco Benazzi l'ha dimostrato anche questa mattina, annunciando una sospensione immediata. Sospenderemo, immagino, questa settimana una nostra dipendente che è uscita con un video Novax, chiaramente. Fatali le frasi pronunciate dalla donna e pubblicate su Facebook. Lei ha un incontro, ha sostanzialmente detto la sua posizione Novax, ha detto che insomma, è tutta una falsità, ha un nome e cognome, per cui noi a questo punto ne prendiamo atto. Pugno di ferro quindi per la dipendente come per altri 200 sanitari se non si vaccineranno entro i prossimi 5 giorni. Un direttore generale che non dimentica chi ha attaccato e attacca l'operato dell'ULSS sui social. Se noi abbiamo nomi e cognomi e riusciamo a farlo, esistono le querele, noi le facciamo volentieri, non ci tiriamo indietro. Ecco. Nel frattempo arriva un dato importante sulle vaccinazioni. Con ieri sera abbiamo raggiunto il 50% della copertura over 12 con le seconde dosi. Quindi cioè abbiamo fatto 397.061 cicli completi. Poi c'è la situazione ricoverati che seppur di poco stanno aumentando. Abbiamo all'interno ricoverato un Novax dichiarato di 52 anni che è in terapia intensiva. Abbiamo anche un nuovo arrivo, un rispetto a me un ragazzo di 39 anni, arrivato oggi. Però è un po' lo fiore, questo non è un Novax, è uno che vuole vaccinarsi. Ora si trova in terapia intensiva come il 71enne giunto giorni fa. Agli infettivi invece gli altri 2 ricoverati, una donna di 60 anni e un 28enne, tutti non vaccinati. La preoccupazione del direttore riguarda i nuovi vaccinati. Qual è la fascia d'età che la impensierisce di più? Beh, chiaramente quella che va dai 12 ai 29 anni, oggi perché sono quelli un po' più restii a vaccinarsi, e poi qualche over 60, persone quindi più a rischio che adesso stiamo chiamando, mi auguro rispondano all'appello, perché come dire, sono le persone che effettivamente nel momento in cui non si vaccinano possono essere candidate al ricovero ospedaliero.